Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati, questo è 7 in punto, la trasmissione di approfondimento che questa mattina finalmente tratta un argomento che ci propone l'assoluto relax e anzi il piacere di sognare, magari di coronare questo sogno in tempi brevi per raggiungere delle località. Attenzione, non stiamo parlando di Caraibi o di posti nell'altro emisfero, ma stiamo parlando della nostra regione. Diciamo nostra perché ovviamente i nostri studi sono a Padova, nonostante la trasmissione sia seguita in tutto il nord-est. Perché vi proponiamo questa mattina una gentilissima ospite che cosa si è inventata, per usare un termine abbastanza sgradevole. Insomma, ha deciso di creare un blog, o meglio un blog, una realtà nella quale i social insegnano, potete trovare le indicazioni per dei viaggi alla scoperta, indovinate un po', del Veneto. Dopo questa brevissima introduzione andiamo a salutare e ringraziare di essere con noi Viviana Segantin. Buongiorno a te Viviana. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a te di essere con noi, ci permettiamo di dare del tu a Viviana perché è una persona che ama scrivere, per cui inevitabilmente rientra nella categoria di coloro che come noi amiamo scrivere. Tu Viviana, diciamo, hai avuto questa idea in un momento in cui, come dire, le idee non è che fossero molte, più che altro erano tutte in negativo, cioè durante il periodo in cui siamo rimasti confinati nelle nostre case, esatto. Durante il Covid. Che cosa è successo? Allora, è successo che appunto mi sono trovata completamente da sola, isolata, confinata come tanti. E io però sono una persona molto vulcanica, intraprendente, mi piace sempre viaggiare, girare, avere idee, avere iniziative. E quindi, ok, il primo lockdown in qualche modo è passato, però poi tutte le varie zone rosse. All'ultimissima zona rossa ho detto non ce la faccio più, mi devo inventare qualcosa. E quindi, pensa e ripensa, ho detto vabbè, apro una pagina Instagram sul Veneto, visto che io non mi posso muovere, al momento vado un po' a riprendere tutte le foto dei posti che ho già visto e inizio a raccontarli. E quindi la mia avventura è partita così, senza obiettivi, aspettative, ma proprio così per scacciare la noia e per avere qualcosa che mi tenesse occupata, che mi ridesse un po' di entusiasmo. Viviana è una persona molto più giovane di chi vi parla e ha giustamente e opportunamente corretto la denominazione una pagina Instagram, per cui sì, insomma, stiamo parlando di una pagina di cui vi forniremo anche l'account in sovraimpressione, che è @letsveneto, scritto proprio tutto per esteso, dove potete trovare appunto le indicazioni. Ma senti, non è facile perché a un certo punto noi risiediamo scusate, in Veneto, però caspita, è una regione che ha talmente tante attrattive che anche noi che ci viviamo da qualche tempo magari non conosciamo angoli che meriterebbero di essere molto più visibili. Infatti il bello è proprio quello, perché appunto racconto sia i posti più noti che quelli meno noti. Io stessa mi documento perché ovviamente non ho la scienza infusa, però essendo una mia grande passione proprio quella di scoprire i posti, io lo faccio proprio stravolentieri e con tantissimo entusiasmo. E quindi appunto nella mia pagina ci sono i posti più rinomati, più conosciuti, però cerco sempre di dare anche qualche piccola chicca in modo che le persone possano anche trovare dei suggerimenti o delle idee a cui proprio non avevano pensato. Pensiamo che sia una bella esperienza proprio anche per te personale, perché scopri anche cose che immaginiamo tu neppure lontanamente pensavi potessero esistere o magari si potessero trovare in determinate aree, ma non è facile perché sono 7 province. Allora, Viviana è originaria della provincia di Rovigo, ma ormai è una cittadina padovana acquisita o perlomeno diciamo dell'immediata cintura padovana. Sì. Non è facile neanche cominciare a raccontare il Veneto perché non si sa mai dove partire. Si parte da Venezia, ma ne hanno parlato e ne parlano un po' tutti. Da dove partire? Infatti, allora, Venezia comunque per me rimane sempre comunque la città del cuore, sembrerà banale, però è così, no. Perché ogni volta che vado è un'emozione nuova. E quindi anche Venezia comunque l'ho raccontata cercando magari di dare appunto degli itinerari un po' alternativi e vedo che questo è stato molto apprezzato perché appunto siamo abituati magari a fare le solite tappe, no? Stazione, Rialto, San Marco, e quindi magari invece dando un itinerario un po' diverso, anche breve, ho dato un suggerimento per una mezza giornata,
ho visto che quel post è stato molto salvato e ha ricevuto tantissimi like. Infatti vedo che proprio anche le idee di itinerari piacciono molto. E quindi partire appunto dal conosciuto, cercando però magari il risvolto meno conosciuto, oppure non lo so, tornando a Venezia, ho parlato delle isole, però magari anche lì ci sono quelle che si conoscono meno, per esempio Mazzorbo, non tutti la conoscono, che è collegata a Burano da un ponte, oppure come suggerivo io ci si può arrivare in Bragozzo per esempio, partendo da Quarto d'Altino, quindi cose magari che uno non pensa e quindi le vede da una prospettiva nuova. No, che poi oltretutto adesso l'indicazione che hai dato ultima è anche una indicazione di comodità, perché per carità non vai direttamente a Venezia, vai a Quarto d'Altino, però sappiamo, come dire, le incognite che propone Venezia quando si tratta di trovare un parcheggio, insomma sappiamo. Esatto, e quindi poi da Mazzorbo puoi quindi fare il contrario e passare a Burano. Sono due isole attaccate, unite da un ponte, però diversissime come natura, ecco, perché Mazzorbo invece è un'isola molto più rurale, basata sugli orti, per esempio. Sì, infatti. E quindi da questo poi spazio, non lo so, l'altro giorno tornavo da Falcade, ho fatto tappa ad Agordo e ho scoperto che Agordo adesso è lanciato come una località dei graffiti, per esempio, e quindi adesso farò il post proprio su questo. Quindi in ogni posto dove vado, anch'io stessa mi documento, cerco sempre di trovare un po' quella chicca o quel risvolto meno conosciuto e poi raccontarlo. E tutti i miei post sono sempre in italiano e in inglese, perché comunque mi rivolgo ad un pubblico locale ma anche ad un pubblico internazionale. Internazionale. Senti, sappiamo che fare le quote di follower non è mai carino o simpatico, però tu diciamo hai raggiunto dei livelli piuttosto importanti, no? Sì, inaspettati veramente, perché appunto adesso sono a più di 9.200 follower e quindi in un anno e mezzo, poco più, non me l'aspettavo e quindi sono veramente molto contenta, molto soddisfatta, perché da qualcosa che è nato così, tanto per, invece è diventato insomma qualcosa di tanto apprezzato, è cresciuto tanto in maniera molto veloce e quindi veramente è molto gratificante, anche perché le persone mi seguono, mi scrivono, tanti proprio mi dicono che seguono i miei consigli, qualcuno mi ha addirittura detto che ha rivalutato il Veneto grazie a quello che racconto, e quindi è molto bello, insomma, sento anche molta vicinanza, sento le persone molto presenti e quindi capisco che sto facendo un buon lavoro. Ma diciamo, possiamo magari dirlo, che nella difficoltà e anche nel dramma di un momento come quello che abbiamo vissuto, tu hai colto un'opportunità non solo perché eravamo tutti confinati, ma anche per stimolare, eccitare quella curiosità, no? Quella voglia di superare queste barriere del confino obbligato della propria residenza, insomma, per cui diciamo il momento è stato anche quello giusto. La voglia poi è scattata anche con lo scoprire, come ci dici tu stessa, che tante persone hanno visto cose che magari pure loro dicevano, magari ce l'avevano a portata di mano poco fuori casa e non l'hanno sfruttato. Tu per esempio appunto da Falcade a Agordo non c'è tanta strada, per cui magari tu non ti eri mai resa conto di questo aspetto dei graffiti. Infatti, che può essere insolito per una località invece di cui si parla sempre, per il turismo, per la neve. Insomma è anche un modo per appunto rivalutare e riscoprire sotto altri aspetti. Ecco, come si struttura adesso? Tu parli a una specie di troglodita digitale, non una specie proprio. Come si struttura? Tu appunto pubblichi dei post ogni volta che hai esperienze di questo tipo, per cui com'è anche il linguaggio di Instagram? Cioè sei particolarmente telegrafica? Com'è il discorso? Bisogna essere assolutamente sintetici, anche perché Instagram mette a disposizione un certo numero di caratteri e quindi bisogna essere sintetici per forza. Poi comunque il popolo di Instagram è un popolo abituato ad essere molto veloce e ad avere appunto informazioni fruibili subito, molto facilmente, e quindi appunto è importante la sintesi, scrivere le cose per punti in modo che siano subito individuate, e anche i reel, per esempio, che sarebbero i video proprio per Instagram, cercare di catturare proprio nei primissimi secondi, perché in Instagram nessuno perde tempo e quindi le persone vanno catturate subito appunto con informazioni e con contenuti di valore, diciamo così, perché poi alla fine il vero segreto è quello, dare del valore ovviamente.
Un grande scrittore contemporaneo italiano, Alessandro Barico, ha detto che siamo passati dall'analogico al digitale, cioè dal pensiero profondo al pensiero veloce. Sì, è verissimo, e me ne rendo conto sempre di più, perché appunto i primi reel che facevo, li facevo lunghi, sono arrivata a farli adesso da 8 secondi, quindi caspita. proprio... Sì, lunghi intendo un minuto, sì. E adesso proprio pochissimi secondi. L'ultimissimo insomma che ho fatto sulla mostra di Andy Warhol che c'è qui a Padova, mi sembra che duri 8 secondi, quindi racchiudere una mostra proprio dai delle suggestioni, dai un'emozione molto veloce, dai un'idea di quello che è, poi nel testo spieghi meglio, però appunto l'immagine deve catturare subito. Hai fatto bene, Viviana, a sottolineare questa mostra di Andy Warhol, che è anche apprezzabilissima, e anzi invitiamo al Centro Culturale San Gaetano, esatto. No? Per cui nella sede dell'ex Tribunale cittadino di Padova. Ma cioè, ci sono dei filoni, oppure tu adesso mi hai parlato di una mostra, sì. E uno dice, ma è una tappa turistica? Magari uno associa più, ti parlo da un punto di vista anagrafico, magari l'associa più, che so, alla chiesa, alla piazza, al portico. Ovviamente ci sono anche tutti questi elementi. Certo, ci sono, però metto sempre anche qualche mostra, perché comunque fanno parte di un itinerario comunque turistico e culturale, quindi quando c'è qualche mostra cerco comunque di dare visibilità. No, anche perché, diciamolo pure, abbiamo la fortuna di vivere in una regione che è ricchissima di offerte, infatti. perché veramente, cioè, le mostre che ci sono qui in Veneto ci vengono invidiate, credo, in tutta Europa, e da tutta Europa vengono anche a vederle, perché indubbiamente insomma, voi direte Andy Warhol, ce ne sono state tante di mostre, ma questa ha degli elementi in più di interesse per scoprire ulteriormente una personalità così controversa. A me è piaciuta molto. Sì. È una mostra estremamente affascinante, insomma, dobbiamo fare anche i complimenti a chi l'ha organizzata, perché oltre alle mostre, diciamo, un po' più relative al passato, Andy Warhol, che insomma fa parte comunque della modernità, anche se non della contemporaneità, è sempre un personaggio da conoscere, insomma, è anche importante per i giovani. Ecco, tu ci parli di Instagram, ovviamente uno come chi ti parla associa Instagram a una fascia di età, diciamo in un range, cosa siamo, tra i 25 e i 35? No, anche più alto. Anche più alto, sì, no, arriviamo anche a 55, 60, sì, assolutamente. Per cui ci sono meno trogloditi digitali inquadrati in quell'ambito anagrafico di quanto non si possa credere. No, ma ormai i social, ecco, da questo punto di vista credo che siano particolarmente utili. Beh, tu ne hai avuto non solo la percezione, anche la prova provata, visto infatti. che insomma anche questo gradimento che hanno i lettori e i follower, che appunto proprio nella terminologia letteraria inglese sono coloro che ti seguono. Insomma. Certo. Viviana, c'è una provincia, un'area, una scoperta che hai fatto che ti ha particolarmente colpito nell'ambito anche di questa attività pur giovane che hai intrapreso? Allora, mi piace sempre tutto quello che vedo. Adesso così mi viene in mente un luogo che è qui vicinissimo, secondo me poco conosciuto, che è l'Abbazia di Carceri, per esempio, è vero. che è vicino a Este. È un posto pazzesco secondo me, e lo conoscono in pochissimi, e quindi anche lì sono veramente rimasta. Ho fatto la visita guidata, molto interessante, quindi poi l'ho riproposta, perché secondo me veramente è un posto che va valorizzato e va fatto conoscere. Tra l'altro sostenuto tutto da volontari, e quindi ecco, ne parlo volentieri. No, ma sai Viviana, è la valorizzazione anche, diciamolo pure, di una fascia di territorio. Con Viviana ci capiamo, perché veniamo entrambi da una provincia, diciamo, un po' bistrattata, qual è quella di Rovigo, tante volte, anzi più delle volte dimenticata, e anche un modo per scoprire anche dei luoghi. Carceri, per carità, sono poco più di qualche caso, non ce ne vogliono gli abitanti di Carceri, però c'è questa abbazia che dà un valore al tutto che è inestimabile, perché effettivamente, cioè, non sei la prima persona che sentiamo, però sei la persona che ci conferma quanto abbiamo già sentito da altre fonti. Insomma, vale la pena di raggiungere, anche se magari Carceri non è lungo gli itinerari più frequentati e affollati, è un modo per deviare una volta tanto da quella che è la strada primaria. No? Ma anche Rovigo stessa comunque, perché comunque è un centro storico che è sottovalutato decisamente, il Tempio della Rotonda, insomma, è bellissimo. Le torri, insomma, comunque le piazze, cioè, quindi sì, anche Rovigo, che è sempre un po' considerata di serie B, invece andrebbe riscoperta e rivalutata.
Allora vabbè, è ovviamente di parte l'appello che lanciamo sia a Viviana che il sottoscritto, che abbiamo appunto questi trascorsi polesani, ma indubbiamente è una provincia da conoscere. Sì, perché se tu consideri, come è fatto lo stesso Veneto, abbiamo un asse principale che va da Verona a Venezia e abbiamo le due, non Cenerentola perché Belluno ai noi ha una cortina da un pezzo tra le sue attrattive, sì. Non solo, Falcade stessa che ci citavi tu, Rovigo invece non è conosciuta perché non è stata data visibilità a tante meraviglie e bellezze. E però c'è tutta la parte del Delta del Po anche che sì, assolutamente va vista. E quanti scrittori, da Bacchelli insomma allo stesso Guareschi, insomma, ne hanno parlato e ne continuano a parlare, sì che è bellissimo. Ci sono degli scorci del Po che sono meravigliosi, questo lo diciamo al di là della provenienza geografica. E invece qualche altra provincia, per esempio, c'è una provincia come quella di Treviso che è veramente tutta da scoprire, poi ha quell'area della Pedemontana che è incantevole. Sì, è bellissima. Allora, intanto, una cosa minore che ho visto anche lì, per esempio, è il cimitero dei Burci, invece, ecco. E poi vabbè c'è tutta l'area del Prosecco sì. E quindi anche là il Molinetto della Croda, Follina, insomma è pieno anche lì di sì, ecco, hai nominato proprio Follina e tutte le località che ci sono in quell'area che magari sì. hanno dei nomi che è difficile ricordare. San Pietro di Feletto, insomma lì è pieno anche lì di posticini deliziosi da vedere, beh anche là siamo comunque in patrimonio UNESCO, le colline del Prosecco. È una domanda più o meno sì, appunto, non è una domanda più o meno legittima fatta da un maschietto a una donna, ma tu sei una buon gustaia? Sì, a me no, piace. Perché sai, inevitabilmente abbiniamo un territorio meraviglioso certo. Come attrattive a un accostamento enogastronomico che forse... Vabbè, ci permettiamo di dirlo, non ha uguali, crediamo, al mondo, perché per la varietà stessa, sì. Perché partendo da Verona, arrivando ai Colli Euganei, che sono molto cresciuti, per arrivare poi alle colline del Prosecco e tutta l'area del Veneto orientale, cioè qui c'è veramente da sbizzarrirsi. Sì. Non giudicateci male, non è che invitiamo a bere, perché lo si consiglia sempre con moderazione, ma accostato al cibo e che certo. Cibo. Per cui tu fai anche ogni tanto qualche sottolineatura? No, allora in questo momento ancora no, però comunque vorrei un pochino... Sì, sicuramente introdurrò anche un po' la parte enogastronomica, sì. Perché veramente la varietà che ha la cucina veneta è difficile da trovare, perché insomma noi veniamo appunto dalla provincia di Rovigo che è a ridosso dell'Emilia. L'Emilia tanto celebrata, ma l'Emilia soprattutto i primi piatti, cioè il Veneto tu parti dagli antipasti e arrivi ai dolci, e che dolci, insomma. Vabbè, sì. Per la linea non va bene, ma comunque... Oltre appunto ai vini, perché dalla Valpolicella a sì. Valdobbiadene ai nostri Colli Euganei, quindi sì, anche sì. Lì c'è un'ampia offerta. Per cui sì, diciamo potrebbe essere un ulteriore sviluppo. Sì, infatti. Sì, vabbè, dopo qualcuno potrebbe obiettare, ma è un'idea che è già venuta a qualcun altro qualche tempo fa. Sì, è vero, ma la si può sviluppare, crediamo, nel tuo contesto, magari anche lì andando a trovare le ricette che magari... Certo, no, ma sì, ma alla fine non c'è niente di nuovo, secondo me la novità è proprio in come si presentano le cose, no? Bravissima, sì. Quindi anche la mia pagina, ce ne sono altre pagine, però l'unicità, ecco, l'unicità sta poi nella persona che racconta le cose, certo. In come le racconta, nello stile che ha. E quindi io credo che appunto alla fine ognuno si ricavi una propria nicchia anche in qualcosa che magari fa già qualcun altro, perché lo fa semplicemente in modo diverso, in modo personale. Certo. No, ma questo, la cosa che stai dicendo è, diciamo, una cosa che dovrebbe essere una cosa elementare, che non è assolutamente elementare perché è fondamentale, cioè si sente la mano, il tocco di chi c'è dietro a sì, perché io vedo proprio... pagine che magari trattano lo stesso argomento ma che sono assolutamente diversissime e quindi alla fine è questo, ogni persona mette il suo e quindi... No, ma voglio dire, tu hai numeri alla mano, dei riscontri interessanti, cioè vuol dire che proprio la persona che legge sente, indipendentemente dal fatto che sia un uomo, una donna, un ragazzino o una ragazzina, cioè sente, portato, c'è questa... Insomma, la capacità, si chiamano social, anche per socializzare in quel senso, bistrattati perché purtroppo l'informazione, qui ci tiriamo in ballo,
trova sempre gli aspetti più oscuri dei social, ma i social sono dei forum meravigliosi in cui ritrovarsi e confrontarsi. E fondamentale è proprio l'empatia, perché appunto solo se crei empatia crei anche una vera community, e quindi insomma io sono contenta di quello che sto facendo, però la chiave è anche il mostrarsi e raccontarsi molto, quindi mentre nella pagina do solo informazioni turistiche, io ogni giorno pubblico anche delle stories, e nelle stories racconto la mia vita, racconto quello che faccio, quindi lì andiamo al di là insomma del consiglio turistico del posto da vedere, e quindi è così che alla fine si crea comunque un vero e proprio legame con le persone. Sì, scusaci Viviana, ci permettiamo un'osservazione, tu non sei una di quelle persone che scrive dei social, sono andata a fare la spesa, ho preso 1 chilo di pomodoro, che racconta tutto per tutto quello che fa. Immaginiamo che tu vada a cogliere degli aspetti, crediamo, un po' più significativi, senza nulla togliere al pomodoro, che tra l'altro amo moltissimo. No, insomma, sono fatti propri e ci sono fatti e fatti di cui parlare. Sì, certo. Diciamo, ci permettiamo di osservare, ovvio. No, perché alle volte i social vengono interpretati come i luoghi in cui le persone si scatenano nei loro più, non dico bassi istinti, ma nei loro più banali istinti. Si vede un po' di tutto, effettivamente. Si vede un po' di tutto, per cui, insomma, poi tu ne hai anche una cognizione, crediamo, abbastanza importante. Per cui, ecco Viviana, un'informazione di servizio. Noi abbiamo visualizzato l'account, cioè uno praticamente digita @Let's Veneto, giusto? Veneto, come Let's Go in pratica, Let's Veneto, sì, perché magari qualcuno capisce male Let's Veneto, sì, senza il go, Let's Veneto. Sì, Let's Veneto, e entra appunto nella mia pagina e può decidere di seguirmi. Quanto è importante per te che ami scrivere, che lavori per un'agenzia di comunicazione e sai quanto la parola, nonostante tutto, ha ancora un peso fondamentale. Certo. L'idea di creare questo Let's, perché Let's dà proprio l'idea, no, la spinta, l'entusiasmo, la voglia di fare. È proprio, vuole dare un senso appunto di dinamismo, di attività. Devo dire che è un nome, tra l'altro, io per lavoro invento anche nomi, ma questo mi è proprio venuto e quindi non sono neanche stata più di tanto a pensarci, perché mi è venuto così e ho detto ma sì, è lui, perché appunto in poche lettere racchiude tutto, c'è la parola Veneto che quindi focalizza subito di cosa stiamo parlando, e questo Let's che va proprio a dare l'idea della scoperta dell'attività, del movimento, del dinamismo, e quindi l'ho subito battezzato. Senti, tu riesci anche a individuare se i tuoi follower provengono da una determinata area geografica? No, un po' difficile. Sì, perché certo ci sono tutti i dati. Sì. No, perché voglio dire, un signore, adesso non prendetela male, di Caltanissetta, citiamo Caltanissetta perché siamo un po' lontani rispetto alle nostre latitudini, insomma può visionare anche tutto quello. Certo, e anche appunto e anche dall'estero, come dicevo, sì. Quindi... Scusa, abbiamo preso Caltanissetta, ma anche pensiamo centro e nord Europa, ma quelli poi diventano matti. Adesso, non prendete male questa espressione, ma il fatto che uno straniero diventi matto davanti a un piatto di spaghetti al pomodoro è molto bello anche per un italiano, perché una volta si prendevano in giro, ma invece è proprio questa, cioè la radice, la semplicità, la bellezza e la bontà dei nostri prodotti. Poi sembra un discorso promozionale. Chiudiamo la parentesi perché però è vero, no? Sì. È vero, insomma, sì. ad essere italiani e residenti in Veneto, insomma, c'è anche la fortuna di abitare in una terra che offre veramente tanto, Viviana. Per cui, insomma, è un'attività che tu riesci a, diciamo, a contemplare nell'ambito comunque di una professione, la tua, che, diciamo, non è stata un'anticamera, ma quasi, insomma. Beh, allora, io ho sempre scritto in tutta la mia vita, perché appunto già da piccolina ce l'avevo proprio innata come passione, scrivevo un diario, scrivevo le letterine alle amichette, quindi proprio già da piccolissima scrivevo, è sempre stata proprio la mia espressione di comunicazione primaria. E poi durante l'università comunque collaboravo con delle riviste locali, ho scritto dei racconti brevi, ho anche vinto dei premi letterari, quindi ho sempre esplorato un po' tutte le forme. Poi dopo la laurea ho iniziato appunto a lavorare nella pubblicità, quindi ho continuato comunque a scrivere, però in ambito più creativo e pubblicitario, e tuttora lo faccio. E adesso ho esplorato appunto questa nuova forma. Io ovviamente avevo il mio account personale sia su Instagram che su Facebook, però
era così, giusto, metti la foto per ricordarti il momento, per ricordarti la giornata. Quindi in realtà poi partire con una cosa di più ampio respiro e appunto seguita da così tante persone, ovviamente devi anche dare un peso diverso al linguaggio, certo. Di sicuro non puoi usare il linguaggio che usi nella tua pagina personale, insomma. E quindi comunque anche lì è stata un po' un'esplorazione, una scoperta e comunque per capire, per entrare ho anche seguito dei tutorial, giusto magari per avere degli agganci in più, però poi è tutta una sperimentazione continua che si evolve sempre. No, molto bello perché hai analizzato appunto il valore della parola in diversi ambiti Sì. e partendo tu proprio da questo amore e anche da una formazione accademica che hai avuto. Poi ho dimenticato che ho pubblicato anche un romanzo nel lontano 2007, quindi veramente ho esplorato un po' la scrittura in tutti i suoi ambiti. Il romanzo però non aveva a che fare con i viaggi. In parte sì, perché parla dell'Erasmus, di una studentessa che va a questo. fare l'Erasmus e quindi era un viaggio a Londra. Sì. Però nel 2007 non avevi ancora idea di cosa avresti fatto da grande. No, di questa esperienza assolutamente no. Ma sai, è incredibile perché parliamo del 2007, sono passati 16 anni, insomma. Sì. Sì, 16, calcolando che ormai siamo in questo benedetto 2023. Bene Viviana, per cui l'account @Let's Veneto per poter accedere alla pagina Instagram di Viviana Segantin. Ci siamo dimenticati di mettere Veneto Travel Blogger forse nel titolo, però magari chi lo sa, domani dal Veneto ti amplierai a qualche altro o preferisci rimanere al momento nell'ambito regionale? Allora, al momento mi sono focalizzata così. Poi come evolveranno le cose non lo so, quindi al momento resto nel Veneto perché adesso ho dato questa impostazione alla pagina e sono contenta, adesso gli utenti mi conoscono per questo aspetto, poi in futuro chissà. No, sai, veramente pensandoci, nelle nostre 7 province potreste vedere da lavorare decenni insomma, a scoprire tutto quello che veramente c'è da scoprire, nei termini più diversi e più articolati, perché indubbiamente appunto si parte dalla chiesetta alla piazza, si arriva alla mostra, per cui insomma ricordare che tutte le mostre che ci sono adesso ce ne sono veramente tantissime, che sono dei momenti appunto turistico-culturali che sono importanti. E insomma allora ti attendiamo al varco poi del varo di questo nuovo magari angolo, corner dedicato alle piacevolezze diciamo della tavola. Questa l'idea c'è, sì. Sì, insomma, amplierò in questo senso, per dare sicuramente. Una compiutezza. Sì. E magari con quel taglio originale che hai dato a una pagina che tratta comunque un argomento che tante altre pagine trattano. Insomma. Vabbè, speriamo di esserci capiti, perlomeno da parte di chi ti parla la comprensione è stata assoluta, sei stata molto molto chiara. Viviana, senti, noi siamo in conclusione di questa nostra trasmissione, ti ringraziamo. Grazie mille a voi. Con noi e non diciamo ti attendiamo al varco del prossimo libro, però se ti farà piacere eventualmente, chi lo sa, potrebbe essere riassunta la tua esperienza in un volume, un domani, chi lo sa. Chi lo sa, potrebbe essere. Allora, certo. Con questi dilanianti interrogativi noi ci congediamo da te, Viviana Segantin, travel blogger, ti auguriamo buon lavoro e soprattutto un buon 2023 che sia per te come per tutti noi un anno un pochino più sereno, magari meno gravato da preoccupazioni che arrivano sia dalla lontana Ucraina che dalla quotidianità con bollette e caro energia. Infatti, speriamo che le notizie si alleggeriscano un po'. Infatti. Sì, indubbiamente. Intanto, se volete trovare il sorriso di una travel blogger come si deve, andate appunto nella pagina Instagram con l'account @Let's Veneto. Grazie Viviana Segantini, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille. Grazie a voi per averci seguito, 7 in punto si chiude qui, vi ricordiamo gli appuntamenti con il TG in diretta a partire dalle 12:10 circa, noi ci rivediamo i prossimi giorni per altri momenti dedicati a 7 in punto. Buona giornata e arrivederci.